Marco, volevi dire qualcosa? Sì, perché... No, 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 parla pure tu. No, Ah, di va te, bene. sì. Allora, ciao Carlo. E... Ti sento male, usa un po' più volte. Mi senti adesso? Benissimo, Mi senti? benissimo. Ciao Carlo, volevo Ciao. dirti, ti ringrazio per questa introduzione ai due ospiti, non voglio dire clou, diciamo ce ne sono numerosi, però diciamo sono i due personaggi che hanno attirato maggiormente la nostra attenzione per vari motivi, in quanto appunto portatori di un messaggio in cui campeggia al centro la scritta dialogo. Ecco, noi crediamo che la parola dialogo sia una parola seria e prendiamo quindi seriamente questi inviti a riflettere, li prendiamo talmente seriamente che ci siamo tolti lo sfizio di inquadrare prima i personaggi, il loro pensiero e ci sono numerose note stonate. Noi per questo ci siamo permessi di chiamarti e di chiederti delucidazioni. Le tue delucidazioni mi sembrano molto utili, però mettiti dal punto di vista di un cittadino qualunque di questa kermesse che appunto ehm, presenta la Udine, il nuovo volto di Udine che dialoga appunto col mondo e presenta questi simboli. Sono simboli difficili, mi sembra di capire, Carlo, vero? Sì, sono sempre difficili da capire, però è un discorso non facile dire questi qui non vanno bene come dei dialogatori. È un pochino come se negli anni 30 qualcuno avesse voluto stabilire un dialogo con il regime fascista italiano e avesse deciso di parlare con Bottai e con Ciano. Perché questa è la loro funzione, cioè né Khatami né Tariq Ramadan mettono minimamente in discussione i principi totalitari dello Stato musulmano fondamentalista, agiscono al suo interno e cercano di modificarli, cosa che nei confronti delle anime belle e positive, insomma, diciamo, degli italiani e degli udinesi che vogliono porsi il problema di non fare la guerra sicuramente ha un fascino. La cosa che va detta a priori è che la scelta di questo tipo di interlocutori è una scelta demenziale là dove esistono invece nel mondo musulmano e islamico dei veri riformatori che non agiscono affatto all'interno dello Stato politico ma che vogliono fare riforme e che molto spesso sono messi in In galera. esilio. Insomma, mi rendo conto delle vostre difficoltà, insomma, a contrastare questo tipo di scelte che derivano da una serie di No. mode che appaiono. Basterebbe, insomma, chiedere agli organizzatori ma perché non avete organizzato in questa conferenza un tentativo di raccordo con quegli iraniani che oggi si oppongono al regime degli Ayatollah. Perché portate una persona, chiedete a Khatami che cosa pensa della proposta di Ahmadinejad. Chiedete a Khatami soprattutto, cioè, per smascherare questo groviglio difficilmente no, snodabile. Chiedete a Khatami, che qualcuno chieda a Khatami, bisogna riconoscere il diritto all'esistenza dello Stato di Israele o no? È una domanda molto semplice, bisogna riconoscere il diritto all'esistenza dello Stato di Israele o no? Senti, noi tenteremo di porre questa domanda, sarà difficile, però ci proveremo in vari mezzi, in vari modi. Ti volevo chiedere, mi pare di capire che tu stai dicendo che a Udine, ecco, scusa la metafora, si celebrerà una piccola Monaco? Si agirà dentro la dimensione culturale di Monaco, cioè si cercherà di parlare con degli interlocutori sbagliati, non avendo minimamente idea che sono degli interlocutori sbagliati, cadendo nella trappola che pongono questi falsi dialogatori. Cioè, come fa Khatami a proporsi come dialogatore con l'Occidente nel momento in cui rifiuta di riconoscere l'esistenza dello Stato di Israele? Come fa Tariq Ramadan a porsi come un riformatore e una persona che vuole il dialogo con i cittadini di Udine se si rifiuta di condannare seccamente con un sì o con un no il terrorismo kamikaze contro gli ebrei? Ecco, io però ti giro questa provocazione. La manifestazione si consuma sotto il
titolo di identità e differenze al tempo dei conflitti, per cui forse non è utile invitare, diciamo, gli epicentri di questi conflitti, o se vogliamo dire questo unico conflitto in varie declinazioni. No, non è utile innanzitutto perché Khatami non è epicentro di nulla se non di se stesso. Cioè Khatami non rappresenta nulla, Khatami rappresenta il fallimento dell'esperienza riformatrice del regime iraniano. Oggi in Iran non conta niente e i poveri studenti iraniani che l'hanno seguito, che si sono illusi per la sua prospettiva riformista, o sono in galera o sono morti, uccisi dai Pasdaran, oppure sul piano politico sono stati costretti alle ultime elezioni a votare per Rafsanjani, avversario di Khatami, che sarebbe come nella Germania hitleriana votare per l'elegante e colto von Ribbentrop contro Hitler, cioè una evidente e sterile scelta. Diverso discorso per Tariq Ramadan, che è il volto presentabile dei fratelli musulmani, ma chiedete a Tariq Ramadan cosa pensa del rifiuto di Hamas di riconoscere Israele. Chiedeteglielo. Noi potremmo fare di meglio, nel senso che stasera Vicino Lontano offre, mi pare di capire in forma ufficiale, una festa universitaria. Noi, con i nostri modesti strumenti, andremo a chiedere le opinioni dei vari studenti, forse dovremmo cercarne qualcuno iraniano, mi sembra di capire. Sicuramente ci sarà qualche iraniano, sicuramente ci sono, perché li ho incontrati io l'altra sera a Buia, ad esempio i membri della religione Ba'i, no? Degli iraniani che vengono perseguitati e uccisi da questo regime. Chiedete a Khatami, che qualcuno chieda a Khatami, che qualcuno chieda agli organizzatori di questa festa di chiedere a Khatami se i Ba'i hanno diritto o meno di praticare la loro religione in Iran e perché sono stati perseguitati e uccisi in questi anni. In Iran le uniche religioni ammesse, questa è una cosa che abbaglia in Occidente perché non si sa, sono il cristianesimo, l'ebraismo, oltre all'Islam, il cristianesimo, l'ebraismo e lo zoroastrismo. Tutte le altre, ognuna di queste religioni ha diritto ad avere due parlamentari per uno, credo i cristiani, due parlamentari cristiani, uno gli ebrei e uno gli zoroastriani. Tutte le altre religioni, il culto di tutte le altre religioni, buddismo incluso, Ba'i per primo, è assolutamente vietato. Ci sono state delle condanne a morte in Iran per dei musulmani che si sono convertiti. Chiedete se un musulmano si può convertire al cristianesimo in Iran. Ponete queste semplicissime e banali domande. Chiedete a Tariq Ramadan se, secondo la sua visione dell'Islam, è lecito che un musulmano si converta al cristianesimo e nel caso che si converta quali pene secondo lui devono essere combinate dallo Stato musulmano che propugna. Questi elementi sono degli elementi fondamentali. Chiedete a Khatami se è d'accordo con la regola della legislazione iraniana che prevede che nei procedimenti in tribunale ci vogliono 2 testimonianze di una donna per contrastare la testimonianza di un maschio. E si potrebbero fare moltissimi altri esempi, naturalmente.